Anche quest'anno ci ritroviamo in questo plesso, in questa scuola per festeggiare il Natale e come ogni anno, grazie all'impegno di tutti i docenti, guidati da alcuni di loro in particolare, che si animano e si impegnano con passione per realizzare questo evento, ci troviamo a parlare del Natale con tanti simboli. In particolare quest'anno è stato dato il segno del bianco. Tutti sono vestiti, sono caratterizzati appunto da vestiti bianchi, perché il bianco dà il segno della purezza. In una realtà purtroppo sociale dove oggi manca il senso del rispetto, il senso dell'altruismo, il senso della gioia e anche di un sorriso verso gli altri, credo che il messaggio sia forte e abbastanza importante per tutta la comunità educante. È stato un impegno per tutti, compresi i genitori, oltre che naturalmente i docenti e gli alunni, e questo è anche un segno della capacità, se si vuole, di costruire insieme un momento sul piano educativo importante e significativo, perché si crea quel senso di coesione, quel senso di partecipazione, di dialogo, di confronto, che secondo me è il vero segno poi del Natale, che dovrebbe essere tutto l'anno. Naturalmente colgo l'occasione per formulare i miei più sinceri e affettuosi auguri a tutti i genitori, ai ragazzi, naturalmente a tutto il personale scolastico, chiaramente anche compreso i collaboratori, insomma tutti coloro che hanno vissuto questo momento importante e che sono anche testimonianza del nostro impegno verso i nostri bimbi e quindi verso la formazione, per la formazione dei nostri ragazzi. Bravissimi.